Il comune di Agrigento esce dal regime di salvaguardia dell'energia elettrica per pagare di meno. Domani e domenica visite guidate del FAI ad Agrigento, tra cui la caserma dei Carabinieri. Al Teatro Margherita di Racalmuto i premi Montalbano e Caos. Per la cronaca, processo per Gaetano Di Giovanni. Arresti dei Carabinieri a Palermo, rumeno arrestato a Sciacca, attesa la sentenza per la maestra legata a Messina Denaro. Benvenuti su TVA Notizie. Il comune di Agrigento esce dal regime di salvaguardia dell'energia elettrica per avere garantite bollette meno care. Arturo Cantella. Il comune di Agrigento è uscito dal regime di salvaguardia dell'energia elettrica, così hanno annunciato il sindaco Francesco Miccichè e l'assessore alla programmazione economica, bilancio, finanze Patrizia Lisci. Come più volte ribadito dall'ANCI Sicilia, anche in occasione di una conferenza svoltasi nella giornata di ieri, incombe un costo eccessivo dell'energia elettrica a carico dei comuni siciliani per garantire servizi essenziali ai cittadini e alle imprese, che rappresenta una delle principali voci di spesa dei bilanci. Tale costo deriva dall'applicazione del regime di salvaguardia a cui sono sottoposti i comuni che non riescono a mantenere, per la mancata tempestività del pagamento delle fatture, contratti nel mercato libero con conseguente applicazione di tariffe per ogni kilowatt quasi raddoppiate. L'assessore Patrizia Lisci spiega il difficile obiettivo di uscire dalla salvaguardia impostomi sin dall'insediamento nella carica di assessore con non poche difficoltà, è stato raggiunto dal comune di Agrigento proprio in questi giorni, ottenendo l'adesione ai contratti Consip in mercato libero dell'energia elettrica sia per gli immobili comunali che per la pubblica illuminazione a decorrere dal prossimo mese di dicembre. Abbiamo inoltre individuato, continua l'assessore Ramo Lisci, contratti di consumo di energia per immobili non più utilizzati dal comune di Agrigento, per i quali si è provveduto alla loro dismissione o all'eventuale voltura a carico degli utilizzatori degli immobili. Tutto ciò ha permesso all'ente di uscire dalla salvaguardia che per anni ha imposto un costo eccessivo di consumo di energia elettrica quasi insostenibile per il bilancio del comune di Agrigento, a discapito di altre spese che l'amministrazione avrebbe potuto sostenere per la città. Ringrazio per il lavoro svolto il personale degli uffici finanziari, del patrimonio e dei servizi a rete del settore lavori pubblici che, pur operando in condizioni di difficoltà organizzative legate alla grave carenza di personale, dimostrano l'impegno nel ricercare ogni possibile soluzione ai problemi esistenti in un faticoso percorso di recupero di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa dell'ente. Il sindaco Miccichè ha commentato: ho sempre condiviso e apprezzato il lavoro svolto dall'assessore al ramo Patrizia Lisci e da tutto il personale e dagli uffici preposti, teso a ottimizzare il più possibile la spesa del comune secondo criteri di razionalità ed efficacia. L'avere superato, conclude il sindaco, il regime di salvaguardia per l'energia elettrica è un altro rilevante passo avanti in questa direzione. Ciò consentirà di liberare risorse finanziarie utili per incrementare e migliorare i servizi resi alla cittadinanza. Proseguiremo, conclude il sindaco, su tale linea di azione amministrativa. Giornate FAI d'autunno anche ad Agrigento domani e domenica. Sarà possibile effettuare una passeggiata organizzata dai giovani del FAI nella parte araba della città, ma sarà interessante anche la visita della caserma Biagio Pistone, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, le cui porte resteranno aperte domani e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si potrà visitare inoltre il giardino della Colimpetra. Sono stati affidati i lavori per la messa in sicurezza di un muro nella zona San Vito di Agrigento. Il servizio di Arturo Cantella.
Sono stati finalmente affidati i lavori per il definitivo ripristino del muro di via San Vito, situato al di sotto del circolo del tennis ad Agrigento. A darne notizia è l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, che dichiara: questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso la messa in sicurezza di un'area strategica della nostra città che da anni necessitava di una soluzione strutturale e duratura. Dal giugno del 2021, quando via San Vito fu chiusa in via precauzionale, sono stati eseguiti diversi interventi, iniziati con una messa in sicurezza temporanea. Il muro fu puntellato per consentire una riapertura parziale al traffico e prevenire il rischio di caduta di calcinacci. Inoltre è stato rivisto il sistema di smaltimento delle acque bianche nell'area sovrastante, in particolare nei pressi dei campetti del circolo del tennis, oggetto di un intervento già concluso di rigenerazione urbana, eliminato le infiltrazioni dell'acqua, causa principale del deterioramento della struttura muraria. Fin dall'inizio, continua Miccichè, abbiamo guardato oltre gli interventi provvisori puntando a una messa in sicurezza definitiva del muro di via San Vito, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza di una delle arterie principali della nostra città. L'amministrazione comunale non si è limitata a un progetto puramente strutturale, ma ha incluso il miglioramento estetico dell'area con la rimozione degli elementi obsoleti come pannelli pubblicitari, impianti dismessi e vegetazione infestante. Il progetto prevede la pulizia e la bonifica della superficie muraria, la riparazione dei conci di tufo erosi e il ripristino della muratura utilizzando materiali compatibili con la struttura originale in calcarenite. Il parapetto e il cordolo in calcestruzzo verranno smantellati e ricostruiti per garantire la stabilità e la sicurezza nel lungo termine. Interventi analoghi verranno eseguiti sul tratto di muro lungo la scala laterale che collega la via De Gaspari con la via San Vito. L'intervento complessivo, conclude Principato, avrà un costo di 150.000 euro interamente finanziato con i fondi comunali. A questa cifra si aggiungerà i fondi già spesi nei precedenti interventi finanziati con fondi ministeriali, portando il totale degli investimenti nell'area a circa 300.000 euro, somma già prevista nel 2021. All'epoca in pochi credevano che saremmo arrivati a questo risultato, ma questo dimostra il nostro impegno nel completare i lavori e restituire alla città aree in totale sicurezza. L'amministrazione, conclude Principato, concluda nella collaborazione dei cittadini durante le inevitabili modifiche temporanee alla viabilità, laddove necessarie, garantendo il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative. Al via da oggi in Sicilia le domande contro il caro mutui. Arturo Cantella. Al via da oggi, venerdì 11 ottobre, sul sito web di IRFIS Sicilia l'avviso che regolamenta la richiesta di agevolazioni contro il caro mutui per le imprese. L'avvio della procedura arriva dopo la firma da parte dell'assessore regionale all'economia Alessandro Dagnino del decreto con cui si attiva la misura voluta dal governo Schifani del valore di 45 milioni di euro. Le aziende interessate potranno presentare le domande a partire da 12 novembre sull'apposita piattaforma messa a punto dalla finanziaria regionale. Ci sarà un mese di tempo per raccogliere le istanze. Non si tratta di un click day. La piattaforma chiuderà il 12 dicembre, sarà poi il momento della valutazione delle istanze. L'erogazione delle risorse agli aventi diritto è prevista entro il primo trimestre del 2025. La firma del decreto è frutto della condivisione con l'assessore alle attività produttive Edita Maio e arriva dopo l'apprezzamento della Giunta regionale e il parere positivo della Commissione Bilancio dell'Arse. Sostenere il mondo produttivo è una priorità del nostro governo, ha affermato il Presidente della Regione Renato Schifani, e per queste ragioni abbiamo messo in campo un provvedimento che punta ad abbattere l'aumento degli interessi dei mutui a tasso variabile subito dagli imprenditori siciliani. Il successo della misura contro il caro mutui delle famiglie ha già confermato nei mesi scorsi che siamo sulla strada giusta per mitigare gli effetti dell'inflazione e dell'aumento del costo della vita. La misura, afferma l'assessore al ramo Dagnino, rientra nel più ampio quadro di interventi del governo regionale a favore delle imprese.
L'IRFIS è pronta a intervenire a fianco del sistema produttivo dell'isola per contribuire a realizzare questa misura voluta dal governo e votata dall'ARS. Possono accedere alle agevolazioni le imprese in possesso di almeno un'unità operativa nel territorio siciliano. Le aziende dovranno avere pagato entro il 31 marzo del 2024 le rate scadute nel corso del 2023 per finanziamenti, investimenti o fabbisogno di capitale circolante erogati da banche o intermediari finanziari e essere al 1 gennaio 2024. L'aiuto sarà calcolato nella misura del 30% dell'ammontare degli interessi pagati alle imprese e non potranno superare l'importo di 10.000 euro. Nella valutazione delle istanze saranno presi in considerazione il valore del tasso nominale applicato sull'ultima rata di finanziamento scaduta nel 2023 e l'ammontare degli interessi oggetto di richiesta di contributo, dando priorità alle imprese che avranno la sede legale in Sicilia. Successo per l'agrigentino Enrico Oliva al talent di Gerry Scotti su Canale 5. A soli 13 anni, con la sua voce, ha incantato la platea e mercoledì prossimo tornerà per una nuova sfida. Il servizio di Margherita Trupiano. Si chiama Enrico Oliva, ha 13 anni, è agrigentino e canta da quando ne aveva 4 e ha realizzato dopo anni di studio e mostrando indubbio talento il suo sogno, partecipare ad una nuova edizione di Io Canto Generation 2024. Il talent, condotto da Gerry Scotti su Canale 5, è dedicato a giovani cantanti che si sfidano riuniti in squadre in una serrata competizione musicale. Lo ha fatto mercoledì 9 settembre insieme a ben 24 ragazzi dai 10 ai 15 anni che sono stati suddivisi in 6 squadre che si sono affrontate per una nuova e imperdibile sfida canora all'insegna delle emozioni. Ed emozionante è stata la performance del 13enne Enrico, frequentante la terza media di indirizzo musicale presso l'Istituto Castagnolo di Agrigento, allievo della scuola di canto Arcadia sotto la direzione di Angela Maniglia e voce dell'orchestra giovanile e territoriale Moderno Music Orchestra, impegnata in vari eventi indirizzati al sociale. Le squadre sono state capitanate da eccellenze della musica italiana e precisamente da Lola Pons, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Cristina Ascuccia e Benedetta Caretta. Enrico si è esibito nella squadra di Fausto Leali in un duetto con il noto cantante che li ha visti impegnati nella canzone Lost Control, vincendo la singola sfida e ricevendo apprezzamenti da parte della giuria composta da Claudio Amendola, Michelle Hansinger, Fabio Rovazzi, Orietta Berti Vazzanicchi. Rivedremo Enrico nella puntata di mercoledì prossimo, ancora pronto a superare altre sfide e a coinvolgerci sia con la sua voce che per la sua presenza che onora Agrigento. E adesso la pagina di cronaca nera e giudiziaria. Si terrà il prossimo 20 novembre il processo a carico di Gaetano Di Giovanni, ex comandante della Polizia Locale di Agrigento, coinvolto nell'inchiesta Nido d'Argento. I legali dell'ex dirigente comunale hanno scelto il rito abbreviato. Il comune di Santa Elisabetta si è costituito parte civile, quello di Agrigento invece ha rinunciato visto che Di Giovanni ha offerto un risarcimento di 7.000 euro. Nuova operazione dei carabinieri nel giro di pochi giorni a Palermo nel mandamento di Portanuova. Il servizio. Nella mattinata odierna i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari in carcere nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione di droga, estorsione, lesioni personali e porto abusivo di armi da fuoco.
Il provvedimento emesso dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale palermitano su richiesta della DDA è frutto delle risultanze di una complessa attività di indagine condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Palermo tra febbraio 2022 e dicembre 2023, che hanno riscontrato appieno le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Le investigazioni, partite nell'ambito della cosiddetta Operazione Vento, hanno consentito di delineare gli assetti interni e le attività criminali del mandamento mafioso di Palermo Portanuova, facendo emergere la pericolosità dei personaggi che per suo conto svolgevano le attività criminali. Ai destinatari dell'odierno provvedimento viene contestato di aver preso parte ad un'associazione che per conto della compagine mafiosa controllava le piazze di spaccio, ricorrendo ad atti di violenza e di intimidazione anche con l'uso di armi, imponendo a chi operava nel commercio al dettaglio l'acquisto dello stupefacente, prevalentemente cocaina, ad un costo prestabilito, più alto però del prezzo di mercato, nonché il pagamento di una somma sui ricavi delle vendite. L'indole violenta degli indagati emerge in diverse circostanze e tra queste si rileva un pestaggio commesso ai danni di un uomo nel quartiere Zisa, avvenuto in pieno giorno e a volto scoperto, nonché minacce esercitate nei confronti di alcuni pusher, sparando nell'occasione contro un muro un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio per imporre le regole del sodalizio mafioso in materia di traffico di stupefacenti. Nel corso delle attività, pertanto, oltre ai significativi quantitativi di droga imposti sulle piazze di spaccio, emergeva una costante presenza di armi. Durante le perquisizioni delegate dall'autorità giudiziaria sono state arrestate altre 2 persone, una donna e un uomo, trovate in possesso di più di mezzo chilo tra hashish e cocaina, oltre a un'ingente quantità di denaro in contante. L'operazione è il frutto della costante azione di contrasto a Cosa Nostra, condotta dal Comando Provinciale di Palermo in coordinazione con la Procura della Repubblica, attraverso l'incessante azione di controllo del territorio e la capillare presenza in città, ma anche in provincia. Un rumeno è stato arrestato dai carabinieri di Sciacca per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Arturo Cantella. I carabinieri della compagnia di Sciacca, con il supporto dei colleghi di Castelvetrano, hanno arrestato una persona di 53 anni, residente a Marsala, di origine rumena, ritenuto responsabile di furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, nello specifico al fine di contrastare i furti di rame che nell'ultimo periodo si sono verificati nel Belecino. A cavallo tra le province di Agrigento e Trapani, la compagnia carabinieri di Sciacca ha disposto servizi mirati con personale in abiti civili lungo le principali strade provinciali dell'area. Nel corso di uno di questi, sulla strada provinciale 44, nel comune di Santa Margherita di Belice, veniva notato transitare a velocità sostenuta un furgone con bordo delle persone. I militari tentavano di seguire gli spostamenti del furgone, ma purtroppo ne perdevano le tracce. A quel punto, insieme ai colleghi della confinante compagnia di Castelvetrano, venivano disposti dei servizi di controllo nei punti nevralgici del territorio. Dopo qualche ora, i militari delle 2 compagnie riuscivano a individuare di nuovo il furgone, preceduto da un sub che usciva da una strada di campagna. Intimato l'alta agli occupanti dei mezzi di tutta risposta, tentavano la fuga, cercando di speronare una delle auto di servizio. La fuga terminava a poche centinaia di metri quando l'autista del furgone perdeva il controllo del mezzo e andava a finire in un fosso, venendo subito bloccato dai militari, mentre i 2 occupanti del sub, dopo aver urtato il guardrail, abbandonavano il mezzo e fuggivano per le campagne, facendo perdere le tracce. Dalle successive verifiche emergeva che il gruppo aveva rubato da una cantina vinicola di Salaparuta il SUV abbandonato oltre 1500 litri di gasolio, cassette di vino e varie attrezzature.
Il furgone, utilizzato dal malvivente arrestato, risultava essere stato rubato a Roccamena, in provincia di Palermo. La refultiva, per un valore complessivo di circa 35.000 euro, veniva restituita ai legittimi proprietari. Pertanto il 53enne veniva tratto in arresto e su disposizione della Repubblica di Sciacca sottoposto alla arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, durante la quale il giudice confermava l'arresto e disponeva l'obbligo di dimora nel comune di residenza. Attesa per oggi la sentenza per Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara, legata a Matteo Messina Denaro. Quest'oggi, venerdì 11 ottobre, si attende la sentenza del processo a carico di Laura Bonafede, la maestra di Campobello di Mazara, accusata di associazione mafiosa per il suo ruolo nella rete di protezione di Matteo Messina Denaro. Non è un caso che la donna sia coinvolta in questa vicenda, figlia dello storico boss Leonardo Bonafede, cugina di Andrea Bonafede, l'uomo che prestò la propria identità al super latitante. Laura è cresciuta in un ambiente intriso di cultura mafiosa. Il padre, figura di spicco nella mafia locale, era fedele a Totò Minore, ma intratteneva buoni rapporti anche con i corleonesi. Questo contesto familiare ha sicuramente influenzato il percorso di Laura Bonafede, spingendola a seguire le orme paterne. La relazione tra Laura Bonafede e il boss Matteo Messina Denaro non è recente. Le indagini hanno infatti dimostrato che la donna era già coinvolta nella latitanza del padre del boss, Francesco Messina Denaro, a conferma di un legame di famiglia che si estendeva da decenni. Inizialmente accusata di favoreggiamento aggravato, l'insegnante è stata poi ritenuta partecipa a pieno titolo dell'associazione mafiosa, con la procura di Palermo che ne ha chiesto la condanna a 15 anni di reclusione. Il PM Piero Padova e Gianluca Di Aleo hanno evidenziato il ruolo attivo di Laura Bonafede nel proteggere, sostenere, curare Matteo Messina Denaro, soprattutto durante la pandemia da Covid-19, quando si occupava personalmente della sua spesa per evitare che si esponesse. Numerosi pizzini scritti dal boss indirizzati alla donna con il nome in codice blu testimoniano la stretta relazione e la profonda fiducia che li legava. Una relazione che va oltre il semplice supporto alla latitanza, come dimostra il ritrovamento di pizzini che riguardano affari e segreti della cosca. È chiaro che Laura Bonafede partecipasse attivamente alla gestione dell'organizzazione, mettendo a disposizione del boss non solo la sua casa e i suoi affetti, ma anche la sua profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche mafiose. La donna ha vissuto a stretto contatto con Messina Denaro insieme alla figlia Martina Gentile, anch'essa indagata per favoreggiamento. In uno dei pizzini il boss scriveva: «Eravamo una famiglia», a conferma del legame intimo e quotidiano che li univa. Numerose lettere ritrovate nel covo del superboss, analizzate dalla Rossa, sono state attribuite proprio a Laura Bonafede. Attraverso pseudonimi e un linguaggio cifrato la donna comunicava con Matteo Messina Denaro, organizzando incontri e gestendo aspetti della sua latitanza. Un codice linguistico riservato e complesso, condiviso anche con la figlia Martina Gentile. La sentenza odierna chiuderà così un primo importante capitolo nella storia della mafia trapanese, segnando il destino di una donna, una delle tante evidentemente, che ha dedicato la sua vita a Cosa Nostra. Cambiamo argomento. Con il tour Solo Tris, Claudio Baglioni ritorna al Teatro Pirandello di Agrigento. Le date fissate sono il 30 e 31 ottobre e il 1 novembre 2025. 3 serate che consentiranno a più persone di assistere al concerto. Ricordiamo che Baglioni si era esibito al Pirandello nel mese di novembre del 2022 con il pienone che ha lasciato scontenti centinaia di fan che non sono riusciti ad acquistare il biglietto per l'unico spettacolo. L'anno prossimo, come dicevamo, le serate saranno 3
è partita la prevendita per assicurarsi un posto. A Racalmuto, al Teatro Margherita, serata con Michele Placido e con i premi Montalbano e Caos. Arturo Cantella. La rassegna teatrale di Pirandello, oggi qui a Racalmuto, una delle tappe previste nel cronoprogramma. Oggi inizia in verità proprio il Festival Pirandelliano, perché abbiamo fatto un'anteprima particolare all'Anfiteatro di Menfi. Siamo contenti in questo bellissimo teatro all'italiana, nella città di Leonardo Sciascia, con un testo che è un evergreen ed è un cavallo di battaglia sia di Michele Placido da un punto di vista recitativo che mio da un punto di vista produttivo, visto che la nostra avventura teatrale iniziò tanti anni fa, la settimana pirandelliana, proprio con questo spettacolo. Passato del tempo abbiamo tutti qualche capello bianco in più, però l'entusiasmo e il piacere di stare all'interno di questa pièce sono sicuramente dei fatti interessanti. Hai abbinato anche 2 premi di prestigio? Sì, abbiamo ripristinato dopo tanto tempo il premio Caos che si faceva la settimana pirandelliana, unitamente al premio Pippo Montalbano, essendo Pippo inscindibile dalla settimana pirandelliana. Ecco, diciamo i premi Caos. Premi Caos abbiamo il Centro Nazionale di Studi Pirandelliani, sarà con noi qui la Presidente e Nino Lauretta, il figlio del compianto Enzo, fondatore del Centro Nazionale di Studi Pirandelliani. Poi mio padre, Nino Bellomo, perché ce lo teniamo bello stretto, ha fatto con Michele Placido tante rappresentazioni di questo spettacolo nel ruolo dell'avventore, quindi ci è sembrato giusto il riconoscimento, e ovviamente Michele Placido. Ecco, l'esperienza di Racalmuto è positiva, considerando anche il sold out che stiamo vedendo? C'è il rammarico perché sapendolo prima avremmo potuto fare almeno 2 date, purtroppo questa cosa invece probabilmente si pensava che non avesse questo tipo di riscontro, ma siamo molto contenti perché quando si vede tanta gente affluire a teatro è sicuramente un fatto positivo. E poi con Michele Placido. Michele Placido forever. Michele Placido, parliamo di questi riconoscimenti che hai avuto qui a Racalmuto, 2 premi importanti dopo l'esibizione dell'Uomo il fiore in bocca. Certo, è stata una serata memorabile, non tanto per me nel senso dell'attore Placido, quanto ricordo di amici meravigliosi che mi hanno dato molto. Il premio Caos che ricorda Pippo Montalbano e ancora presente il centenario Nino Bellomo, mio maestro, compagno di viaggio, che è diventato attore professionista a 67 anni, quando è andato in pensione. È venuto con me in giro per 20 anni e mi ha dato molto. L'esordio del film su Pirandello. Beh, l'esordio è un film che presenteremo ad Agrigento. Sì, l'esordio nel senso che va al Festival di Roma, che inizia adesso la settimana prossima, ed è, spero e credo, uno dei fili di punta di questo festival, che presenteremo in anteprima in Sicilia, prima a Palermo e poi ad Agrigento. Sindaco, teatro sold out con i volti e le maschere di Pirandello, con Michele Placido, tra l'altro la consegna di 2 premi prestigiosi come il Caos e quello dedicato a Montalbano. Sì, una serata straordinaria, riapre alla grande il Regina Margherita, dopo dei momenti per la verità interessanti sotto la direzione artistica di Camilleri e di Fabrizio Catalano. C'erano state delle luci e delle ombre per il Teatro Regina Margherita. Adesso si riparte alla grande, si riparte con una meravigliosa serata sotto la direzione artistica di Francesco Bellomo per l'organizzazione di questo straordinario atto unico di Pirandello, L'Uomo dal fiore in bocca. E poi, come dicevi tu, questi 2 straordinari premi, il Caos e il premio Montalbano, che sono arrivati alla 15ª edizione, e siamo particolarmente lieti ed onorati di avere qui a Racalmuto la cerimonia per la presentazione e il conferimento di questi premi. Ci saranno altri momenti teatrali? Assolutamente sì, avremo il 26 Pippo Pattavina con Pensa Giacomina, ancora Pirandello, poi avremo delle altre rappresentazioni molto belle, Todomodo, La scomparsa Majorana, con la regia di
di Fabrizio Catalano. Insomma, per il Teatro Regina Margherita si prospetta una bellissima stagione. Caterina Montalbano, che emozione, che effetto si prova questa sera portare in scena il premio Montalbano al Teatro Regina Margherita di Racalmuto? Sono contentissima, sono felice, sono onorata perché è giusto che il premio vada girando anche nella provincia di Agrigento, perché Agrigento è anche la sua provincia meravigliosa, questo teatro in cui mio padre è stato tante volte. Questa serata in particolare con Michele Placido, organizzata da Francesco Bellomo, questo festival pirandelliano che prelude al ritorno della settimana pirandelliana, tanti ospiti, tanti amici, cos'altro dire, sono contenta, chissà se spero che lo sia anche lui. Ricordiamo i premiati, Caterina. Sì, allora i premiati quest'anno saranno Salvatore Indelicato per la prosa saggistica, Gabriella Cucchiara come imprenditrice, Silvio Benedetto regista e scultore e pittore e Michele Placido regista, attore e vecchio amico di famiglia. Parliamo di questa esperienza come presentatrice, ma tu sei anche attrice qui al Regina Margherita, dove si uniscono e si consegneranno anche due premi famosi, uno dedicato a Montalbano e l'altro Caos. Sì, buonasera, esattamente. Io sono qui stasera in veste di presentatrice all'interno della settimana del Festival Pirandelliano. Consegniamo questi premi molto prestigiosi, il premio Montalbano e il premio Caos, all'interno di questa cornice meravigliosa. Questo Teatro Regina Margherita è uno dei più belli d'Italia, quindi veramente dovete andarne fieri ed orgogliosi e io sono molto contenta di essere qui questa sera, una grande emozione. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco. Vediamo quali sono i programmi dell'ASP di Messina sulla sicurezza negli ospedali e sulle liste d'attesa. Ascoltiamo il direttore dell'ASP, Giuseppe Cucci. Direttore, a proposito di sicurezza, ieri c'è stato un incontro in prefettura, è stato convocato il comitato, attorno allo stesso tavolo i rappresentanti delle strutture sanitarie ma anche le forze dell'ordine. Sempre più frequenti questi episodi, soprattutto nei pronto soccorso. L'istituzione ASP che contributo può dare? L'istituzione ASP darà un suo contributo intanto per quanto riguarda la regolamentazione dei trattamenti sanitari obbligatori che verranno visti e diciamo, proposti anche alle amministrazioni locali, con le quali bisogna fare anche un discorso di sinergia per competenze, e allo stesso tempo avvieremo tutta una serie di attività che possa permetterci intanto un approccio proattivo che permetta, per esempio, con un'organizzazione che preveda anche più psichiatri, un'attività parallela al pronto soccorso che possa, per esempio, attenuare queste condizioni di escandescenza. Liste di attesa, è stato fatto tanto, è stato avviato un grande lavoro, ma a che punto siamo in questo momento e qual è la prospettiva? Allora, le liste d'attesa sono state, per quanto ci riguarda, era rimasto un 4,5-5% di visite che riguardano alcuni settori specifici che non erano organizzati soprattutto con le apparecchiature diagnostiche. Mi riferisco per esempio ai polisonnografi che adesso abbiamo acquistato e anche lì si sta facendo un abbattimento. Abbiamo anche anticipato alcune visite che non erano attribuite nella lista d'attesa, quindi ci siamo messi avanti anche con le visite da fare e che non erano previste nel progetto di abbattimento. Dobbiamo sinergicamente con tutte le altre aziende della città continuare a lavorare con il Sovracup affinché l'abbattimento diventi non una situazione d'emergenza come adesso abbiamo dovuto affrontarla, ma una situazione strutturale che garantisca un adeguato approccio del cittadino, dell'utente con la struttura sanitaria che gli garantisca in tempi ragionevolmente brevi e comunque legate fondamentalmente al piano nazionale di governo delle liste d'attesa, un intervento efficace in tempo e soprattutto che non si rinvii troppo nel tempo. Riflettere sul disagio mentale e mettere attorno allo stesso tavolo diversi attori che hanno a che fare con questa problematica che spesso non emerge tanto nella nostra società. Perché?
è soltanto la punta di un iceberg di una situazione che devasta sempre più le condizioni sociali, istituzionali, le realtà comunitarie del nostro territorio. Il disagio psichico e la sofferenza mentale sono la vera pandemia dopo il Covid, con un impatto fortissimo sulla qualità della vita, sulla possibilità di essere soggetti attivi in un contesto sociale con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista relazionale, comunitario, lavorativo, ambientale. Ecco perché è importante la giornata di oggi, è importante sensibilizzare non solo le istituzioni ma la cittadinanza su questo urlo di dolore che viene dai territori, dai servizi, ma che viene fondamentalmente da un mondo che rappresenta una domanda di salute a cui si deve dare risposta in maniera sempre più articolata. Ecco perché pensiamo ed ecco perché oggi siamo qui non solo per parlare di aspetti tecnici o clinici, ma perché la risposta al bisogno di salute mentale viene da un processo di integrazione, di multidisciplinarietà, di multidimensionalità fatta di istituzioni formali e non formali, in cui il volontariato, il mondo del terzo settore, le istituzioni non necessariamente sanitarie, penso alla scuola, penso agli enti locali, insieme agli utenti e ai familiari degli utenti costruiscono quella rete che è elemento indispensabile per dare risposte. Che contesto emerge dal nostro territorio? Il nostro territorio, devo dire come tutte le realtà, vive questa dimensione di grandissima difficoltà, intanto connessa alla gravissima crisi che la sanità pubblica sta attraversando. La carenza di risorse professionali, mancano i medici, mancano, come dire, operatori che integrino e completino quel processo multidisciplinare, multidimensionale, che è elemento indispensabile e fondamentale per prese in carico che svolgano funzioni concrete. Abbiamo il problema dei pazienti autori di reato. Dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari abbiamo questa sfida che deve essere affrontata con nuovi strumenti e probabilmente una revisione di contesti e modelli che in questo momento con fatica danno risposte a questi bisogni. Domani alle 19:30 alla Matrice di Cammarata sarà celebrata la festa della Madonna dei Miracoli con la consegna del mandato ai catechisti. L'unità pastorale ha diffuso per l'occasione un post con il quale si ricorda la fiera del bestiame che in passato era tra le più importanti della Sicilia occidentale e la cavalcata in costume per un voto fatto alla Madonna dal conte di Cammarata. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.